A 8 km da Rovigo, verso Adria, si trova Villa Dose. L'odierno centro di Villa Dose ha iniziato a svilupparsi nel Medioevo, con il nome di Villa del Duca, poi evolutosi in Villa Dose. Qui il termine villa è sinonimo di villaggio e fino al XIX secolo veniva utilizzato normalmente per indicare un centro abitato. Nel XX secolo la parola villa è stata soppiantata da paese e comune. Nel 1470 il territorio di Villa Dose fu dato in feudo da Borso d'Este, duca del Polesine di Ferrara e di Rovigo, a Bartolomeo II Patella. I Patella erano la famiglia nobile che si era arricchita con la mercatura e l'attività notarile. Per dimostrare il loro status, nella seconda metà del XV secolo, decisero di costruire questa villa a Villa Dose sui loro possedimenti lungo l'Adigetto. Si presume che il progetto per la villa sia stato affidato a Giovanni Battista Aleotti. L'edificio è caratterizzato da due diversi stili. La facciata a nord, lungo l'Adigetto, presenta uno stile austero e quasi difensivo. Viceversa, la facciata a mezzogiorno, rivolta sulla piazza Aldomoro, un tempo corte privata protetta da mura, ha uno stile ferrarese e piacevolmente aperto. Si articola su 3 piani, il piano terra verso la piazza con un ampio porticato a 5 archi sostenuti da colonne in marmo, un grande portone di accesso ad arco con contorni in pietra d'Istria, in posizione centrale tra 3 finestrelle quadre per lato, pure contornate con pietra d'Istria, con inferriate. Altre 2 porte di servizio sono posizionate sotto il portico, una per lato, sempre con contorni in pietra d'Istria. Il piano terra, volto verso la strada e il corso d'acqua, è invece solo un portone di accesso ad arco centrale e 4 finestre quadre con inferriate per lato. Nel piano terra, invece, nella parte anteriore, è presente uno stanzone con grande camino e piastra di cottura che porta a presumere un'antica cucina ed un altro locale che forse un tempo veniva utilizzato come ufficio con un elegante caminetto. Sul lato a ponente, con poche aperture, si nota un piccolo terrazzo, forse un tempo protetto da una copertura, come lascia intuire la traccia in mattoni sopra la porta. Il primo piano nobile è caratterizzato da un salone centrale con porte e finestre a mezzogiorno aperte verso una loggetta con trifora, soprastante il porticato del piano terra. Ora la loggetta è stata chiusa con finestre ed adibita a sala consiliare del municipio, ampliata sacrificando 2 stanze laterali. Il salone centrale a tramontana presenta una porta ad arco con poggiolo in mezzo a 2 grandi finestre. L'ampio locale, adibito a sala conferenze, ha una notevole altezza, circa 7 metri, ed è soffitto con travature a vista. Dal salone si accede alle stanze laterali, con porte evidenziate da stipiti in marmo e da stucchi sopra l'architrave. Sul pavimento si nota una grande insegna araldica a mosaico del casato Patella. In una stanza laterale, ora ufficio del sindaco, si conserva una parte di pavimento in terrazzo veneziano originale, un bel caminetto antico ed un soffitto in legno con travature decorate, tipiche del XVI secolo. In un'altra camera si riscontra appena sotto il soffitto un lacerto di fresio con decorazioni nere e bianche su fondo rosso pompeiano, risalenti al XVI secolo. All'ultimo piano vediamo invece una splendida soffitta particolarmente alta, arieggiata da numerose finestrelle rettangolari e con importanti travature in legno, ora utilizzata parzialmente ad archivio e locali di servizio. La villa venne lasciata in eredità dall'ultimo rappresentante della famiglia al comune di Villa Dose. È diventata municipio e uno spazio al piano terra è allestito un piccolo ma interessante museo archeologico dedicato ai ritrovamenti nell'area della centuriazione romana di Villa Dose. Poco discosto dall'edificio principale, ora al di là della strada di accesso al piazzale del municipio,
con facciata rivolta verso l'Adigetto, si trova l'oratorio, un tempo racchiuso sul retro nel cortile della villa. Attualmente l'oratorio dedicato a San Bortolo è adibito a luogo per la commemorazione dei caduti in guerra.